Altri 4 arresti collegati all'indagine sulla presenza della cosca dell''ndrangheta a Renanicoscia in Veneto e in tutto il nord Italia. La direzione distrettuale antimafia di Venezia, attraverso la DIA e il nucleo di polizia economico-finanziaria di Verona, ha notificato le ordinanze a 3 persone che sono già in carcere per reati precedenti ed ad una quarta persona che verrà sottoposta ad arresti domiciliari. L'inchiesta riguarda lavori di edilizia e anche appalti pubblici per i quali la cosca riusciva a introdursi, ma anche un giro di fatture false milionario, tanto che sono stati sequestrati ben 9 milioni di euro. L'operazione, che ha riguardato Veneto, Trentino, Alto Adige e Lombardia, ha impegnato oltre 40 militari ed agenti della Guardia di Finanza e della Direzione Investigativa Antimafia. I 4 arrestati sono ritenuti responsabili di emissione e utilizzo di false fatturazioni, riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dall'aver commesso questi reati con metodo mafioso e per agevolare l'attività di stampo mafioso dell''ndrangheta. In particolare, le indagini avrebbero fatto emergere elementi di prova che una società gestita dai 3 soggetti all'epoca arrestati era stata strumentalizzata, utilizzata per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui erano beneficiarie altre imprese riconducibili ad esponenti della criminalità organizzata di matrice calabrese e che operavano appunto intorno a Veneto e Emilia-Romagna. In particolare sono emerse attività di infiltrazione nel settore dell'edilizia in Veneto da parte di strutture locali di 'ndrangheta afferenti in particolare alla cosca Renanicoscia, che opera a Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone, e nell'indagine emergerebbe che l'attività era estesa anche ad altre società ritenute vicine all''ndrangheta, interessate alla realizzazione di lavori anche in appalti pubblici nel settore edilizio. L'inchiesta quindi si collega all'operazione Isola Scaligera, che già aveva portato a 27 arresti, facendo emergere molti degli elementi oggi confermati anche grazie al contributo di alcuni collaboratori di giustizia.